Primi dati sulle presenze turistiche in Calabria. Orso-marzo, nonostante la stagione caratterizzata dall'emergenza Covid, numerose le presenze nei borghi, nelle località montane e costiere. Dopo il raid di Ferragosto a Diamante, i sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino chiedono al prefetto la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Magorno, azione punitiva perché disturbiamo gli interessi degli spacciatori di droga. L'ASP di Cosenza intensifica i controlli sui rientri in Calabria per scongiurare una nuova ondata di contagi. La nave quarantena ha lasciato lo scalo di Corigliano Rossano per raggiungere Lampedusa, ma a tenere banco in questi giorni la polemica politico-istituzionale. Buon pomeriggio dalla redazione del TG10. Dunque, dopo Ferragosto, i primi dati, dobbiamo dire, incoraggianti sulle presenze turistiche in Calabria. Ne abbiamo parlato con l'assessore Orso-Marzo, che ha detto, nonostante l'estate anomala caratterizzata proprio dall'emergenza coronavirus, si sono registrate numerose presenze nei borghi, nelle località costiere e montane della regione. Vediamo. Stop alle discoteche su tutto il territorio nazionale, quanto deciso dai ministri Boccia, Speranza e Patuanelli insieme ai presidenti di regione. Mascherine nei locali, in luoghi a rischio assembramenti e anche sui lungomare. Misura del governo decisa dopo l'aumento dei contagi, anticipata già dalla regione Calabria. Abbiamo anticipato il governo perché pensavamo che Ferragosto, una scelta della Presidente che poi tutta la Giunta abbiamo condiviso, poteva, soprattutto con i casi che abbiamo visto asseverato con i ritorni, perché se un giorno va a ballare fra 2000 persone è ovvio che ha una potenziale possibilità di contagi di maggiori persone che non uno che si incrocia sulla spiaggia o in un borgo. Il governo poi è dovuto arrivare, ma facendo un intervento legittimo, ma che arriva un po' in ritardo rispetto a questo dato. Cioè, l'Italia e soprattutto la Calabria ha maggiori presenze, nonostante tutto i dati dei contagi sono sotto controllo e ci permettono di poter dire di voler fare una stagione che arriva anche in autunno. Abbiamo riservato le risorse per fare dei weekend in autunno e fare anche candidare la Calabria a essere una meta anche per il Natale e per il Capodanno. Nonostante una stagione estiva anomala, tuttavia, molte le presenze nei luoghi turistici della regione. È una stagione estiva che alla vigilia non doveva esserci, la preoccupazione maggiore in tutta Italia, ma anche in Calabria era questa. Mi pare di capire dai primi dati che abbiamo, noi vorremmo tirare quelle somme alla fine perché vorremmo poter continuare anche fino a settembre, cioè nel senso è una stagione dove giugno è praticamente saltato, si è iniziato da luglio e non c'è stata né alta né bassa stagione, una stagione tutta surreale, ma i dati che abbiamo penso che sono plastici per chi vive la Calabria, quindi dei borghi, delle seconde case, dei B&B e anche degli hotel, quelli che hanno potuto riaprire anche grazie al nostro importante contributo, ovviamente con condizioni diverse e ridotte rispetto alle Camere, sono dati che ci danno tutto full, è così in Sila, è così sul mare, è così insomma. È ovvio che tranne alcune preoccupazioni anche questo dato di basso contagio che rimane, nonostante le presenze, è confortante perché noi vorremmo candidare questa terra, soprattutto se passa questa brutta bestia dopo il Covid, ad essere la meta turistica per tutto l'anno. Dopo il raid di Ferragosto a Diamante, i sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino chiedono al prefetto la convocazione urgente del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È davvero incredibile quanto accaduto a Diamante, sul litorale tirrenico cosentino, nel pomeriggio di Ferragosto. 4 giovani a bordo di un'autovettura andavano in giro esplodendo colpi d'arma da fuoco. I 4, arrivati in una strada centrale della città dei Murales e scesi dal veicolo, hanno aggredito con calci e pugni, senza una ragione plausibile, un giovane del posto. Erano in possesso di una pistola con matricola a brasa e di un manganello telescopico e hanno seminato il panico tra i numerosi turisti che erano presenti in quel momento nel centro cittadino di Diamante. Solo grazie alla pronta reazione della popolazione
prevenzione e all'immediato arrivo di una pattuglia dei carabinieri, i 4 aggressori sono stati individuati ed inseguiti, visto che 2 di loro si erano immediatamente dati alla fuga. Ma i carabinieri li hanno bloccati grazie anche all'intervento del vice sindaco Giuseppe Pascale, che ha fermato personalmente uno dei facinorosi. Tutti poi arrestati. Si tratta di 3 cosentini e di un giovane di Rende di 20, 22, 23 e 34 anni. Uno di loro è anche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cosenza, ma questo non gli ha impedito di partecipare al vergognoso raid. Adesso i 4 sono accusati di possesso di un'arma clandestina e di oggetti atti ad offendere, lesioni personali e anche di violazione delle norme in materia di misura di prevenzione. I carabinieri hanno sequestrato l'arma e il manganello che erano in loro possesso e hanno trovato anche 3 grammi di marijuana. Su quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che ha tenuto una conferenza stampa affermando di essere stati oggetto di una vera e propria azione punitiva perché disturbiamo gli interessi degli spacciatori di droga, e questo per i serrati controlli che vengono effettuati nel comune tirrenico a causa dell'emergenza Covid-19. Dopo il raid di Ferragosto, i sindaci di Diamante, Santa Maria del Cedro, di Grisolì e di Maierà chiedono al prefetto una convocazione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Intanto il sindaco di Diamante non ha dubbi. I controlli serrati effettuati anche con l'ausilio dell'esercito nel centro dell'Alto Tirreno Cosentino danno fastidio probabilmente a quelli che Magorno definisce portatori di opachi interessi. Abbiamo sempre preceduto alcuni provvedimenti che anche questa volta ha fatto prima la Regione e poi il Governo. Noi da tempo abbiamo fatto in modo che le discoteche nella nostra città non potessero operare con un'ordinanza sindacale che limitava la musica alle ore 2, così come abbiamo introdotto l'uso della mascherina prima dalle 20, alcuni giorni fa H24. Quindi abbiamo abbondantemente preceduto quello che è stato fatto sia dal governo che dalla regione. Abbiamo usato il buon senso. Quando ci sono migliaia di persone che circolano per una città, la mascherina è una forma di difesa. Per evitare l'assembramento abbiamo limitato gli orari. Mi pare che abbiamo fatto cose sagge, come avete potuto leggere e come potete leggere anche con un post pubblicato sulla pagina istituzionale del mio comune di oggi. Alcune categorie hanno organizzato un'aggressione mediatica. E poi è evidente che quando tu colpisci alcuni luoghi, colpisci gli spacciatori di droga. È inutile nasconderci dietro il nulla. La droga si annida in alcuni posti, purtroppo, c'è dappertutto, ma soprattutto in alcuni posti, ed è chiaro che abbiamo leso anche nella nostra città, avendo chiuso locali, avendo dato meno occasioni, gli spacciatori di droga. E c'è stata una reazione molto, molto forte che noi non abbiamo certamente subito, perché non solo la città si è ribellata, aiutando le forze dell'ordine, ma l'amministrazione comunale ha dimostrato di avere una buona organizzazione, sia io che il vice sindaco, che il corpo della polizia municipale. Siamo usciti dopo essere stati avvertiti, abbiamo partecipato all'operazione di polizia e addirittura il vice sindaco ha arrestato il quarto, forse il più pericoloso. E mi pongo un'altra domanda: com'è possibile che un sorvegliato speciale arrivi da Cosenza a Diamante con altri 3 delinquenti senza che nessuno lo fermi? È fermo a 5 il totale dei casi positivi al coronavirus accertati a Girifalco, in provincia di Catanzaro. Lo rende noto il Comune in una nota pubblicata sul sito dell'ente, nella quale si precisa che tutti i familiari e le persone entrate in contatto con i soggetti positivi sono risultati negativi al test e, come da protocollo e ai soli fini precauzionali, sono stati posti in quarantena. Attualmente nel centro del catanzarese, di cui è originario il giovane che prima di essere ricoverato aveva avuto accesso a 2 discoteche di Soverato in 2 giorni differenti, oltre a lui che è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Pugliese Ciaccio, ci sono altre 4 persone in isolamento domiciliare. Intanto anche l'ASP di Cosenza intensifica i controlli sui rientri in Calabria proprio per scongiurare una nuova ondata di contagi. C'è poi il caso di un uomo rientrato a Roseto Capospulico dalla Lombardia che avrebbe atteso 2 giorni all'Annunziata prima di essere sottoposto a tampone che poi è risultato positivo.
Era appena rientrato a Roseto Capospulico dalla Lombardia, aveva la febbre e così si è recato all'Annunziata di Cosenza, ma al pronto soccorso sarebbe rimasto in attesa per 2 giorni prima del tampone, effettuato poi nel reparto di medicina, tampone che è risultato positivo. L'esito del primo test ha ovviamente alzato il livello di allarme nell'ospedale cosentino con l'avvio del tracciamento dei contatti, così come previsto dal protocollo. Intanto l'ASP di Cosenza ha annunciato che intensificherà ulteriormente l'attività di controllo sui rientri, già perché il dato certo è che tutti i casi di Covid attualmente attivi in Calabria sono riconducibili proprio ai rientri dalle zone rosse. La nave Quarantena ha lasciato lo scalo di Corigliano Rossano per raggiungere Lampedusa, ma a tenere banco in questi giorni soprattutto la polemica politico-istituzionale. Nave Quarantena nel porto di Corigliano Rossano. Il tema all'ordine del giorno non è quello dell'accoglienza né quello serissimo delle politiche migratorie. Le questioni sono tutt'altre, le logiche con cui vengono effettuate le scelte da parte degli organi di governo e come questi si relazionano con i territori. Lo affermano i gruppi consiliari di maggioranza che sostengono il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che tornano a puntare il dito sulla decisione di far arrivare proprio nel porto di Corigliano la nave che dovrebbe ospitare eventuali migranti contagiati sbarcati sulle coste calabresi. La vicenda nave Quarantena, si legge in una nota, ha diverse chiavi di lettura che dovrebbero interrogare la politica e coloro che ricoprono ruoli istituzionali. La prima e più immediata considerazione riguarda il livello del dibattito politico ridotto a spot, a post sui social istintivi, cangianti, umorali, tesi solo a carpire il consenso immediato del proprio residuale e presunto elettorato. I gruppi consiliari di maggioranza di Corigliano Rossano parlano anche di scelta determinata dai governi regionale e nazionale, dettata da calcoli elettorali, sottolineando che a Reggio, a Crotone, dove tra poco si voterà, ci sono porti meglio attrezzati. Altra riflessione che sfugge ai puri e duri della sinistra ideologica, che peraltro dimentica di essere al governo del paese, si legge ancora nella stessa nota, riguarda proprio il tema delle migrazioni, che tuttora non è minimamente affrontato in maniera organica ed onesta nei confronti dei cittadini ed è relegato a problema d'emergenza e allo squallido gioco di chi lasciare con il cerino in mano. Altra emergenza dell'estate è quella degli incendi, numerosi gli interventi su tutto il territorio. Vediamo. Si intensifica il lavoro delle sale operative dell'antincendio boschivo di Calabria Verde che dopo qualche giorno di tregua dovuta alle insolite condizioni atmosferiche avverse registra un incremento significativo della gestione degli incendi. Con il ritorno alle alte temperature i focolai passano da una media di 40 a circa 60 al giorno. Lo scorso mese di luglio aveva messo a dura prova il servizio antincendio boschivo dell'azienda regionale per la forestazione. Gli incendi complessivi sono stati 1552, di cui 182 hanno interessato aree boscate e sono stati necessari 65 interventi dai mezzi aerei regionali. I territori comunali più colpiti nell'ultimo mese sono stati Crotone con 118 incendi, Reggio Calabria con 102, Isola Caporizzuto con 71, Cutro con 53, Lamezia con 40 e Vibo con 37. Al 31 luglio invece complessivamente gli incendi gestiti dalle sale operative di Calabria Verde sono stati 2720. Per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi dai primi giorni di agosto, il servizio antincendio regionale è al massimo schieramento delle forze. In particolare, il contingente regionale è schierato con 30 squadre munite di autobotti e 35 squadre munite di pick-up, per un totale di 65 presidi AIBES e 100 uomini. Il supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in queste settimane di agosto prevede 12 squadre dislocate su tutto il territorio, così suddivise: 3 nella provincia di Cosenza, 2 a Catanzaro, 2 a Crotone, 2 a Vibo, 3 a Reggio Calabria. La stessa convenzione prevede la presenza giornaliera di 12 direttori delle operazioni di spegnimento. C'è da ricordare che l'azienda Calabria Verde ha sottoscritto 27 convenzioni in materia di lotta agli incendi boschivi con altrettante associazioni di volontariato. Di queste 5 per avvistamento e 22 per spegnimento, per un coinvolgimento totale di circa 300 volontari e 25 mezzi
con riserva idrica. Inoltre alle associazioni di volontariato operative sono state assegnate 11 vasche mobili da 25.000 litri da montare all'occorrenza nelle immediate vicinanze dell'incendio per consentire agevolmente il rifornimento ai mezzi terrestri e aerei dell'antincendio boschivo. Per monitorare il territorio a fine luglio è stato anche attivato in modo sperimentale il servizio di avvistamento regionale. Il servizio si sostanzia nell'attività degli addetti al servizio che a turni percorrono degli itinerari spostandosi in punti prestabiliti nei pressi di aree di interesse e o punti che consentono un'ampia visuale di territorio. Gli itinerari individuati dalle sale operative AIB territorialmente competenti in funzione del rischio incendio possono variare nei periodi più o meno a rischio. Negli ultimi giorni anche l'operatività dei DOS di Calabria Verde è stata incrementata. I direttori delle operazioni di spegnimento sono stati sottoposti ad aggiornamento tecnico e pratico sui contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020. La consegna dei nuovi mezzi avvenuta la scorsa settimana nella sede del distretto di Santo Stefano di Rogliano favorirà lo spostamento nel corso degli interventi. Sono state anche integrate le dotazioni e le attrezzature a disposizione degli operatori, sempre in accordo al contenuto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre sullo smartphone in utilizzo ai DOS è stata installata un'app predisposta nell'ambito di una convenzione con TIM che tra l'altro consente loro di compilare la richiesta di mezzo aereo direttamente dal cellulare. In questo modo le sale operative di Calabria Verde potranno gestire la richiesta in tempo reale, accorciando e ottimizzando i tempi di intervento dei mezzi aerei. Traffico bloccato questa mattina con code sulla A2 autostrada del Mediterraneo all'altezza di Sant'Onofrio in provincia di Vibo Valentia in direzione sud per un incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto 2 autovetture. Nell'impatto sono rimaste ferite 2 persone che sono state soccorse e trasportate in ospedale da un'eliambulanza. C'è una nuova ipotesi sull'identità dei bronzi di Riace che a quanto pare all'origine erano 5. Porte aperte ai docenti di tutto il mondo all'Università della Calabria. Il rettore Nicola Leone porta avanti così il suo disegno di reclutamento anche oltre confine, attraverso una forte azione di promozione di percorsi di qualità con una call for interest per nuove posizioni da docente esterno, associato e ordinario. L'iniziativa, annunciano dall'Unical, è pensata per selezionare e accogliere studiosi altamente qualificati che vogliano proseguire la loro carriera nell'Ateneo calabrese, ma anche per permettere all'Università della Calabria di innalzare il proprio valore competitivo e la capacità di intercettare e incrementare finanziamenti esterni. Sulla base delle proposte dei dipartimenti dell'Ateneo sono stati individuati diversi settori scientifico-disciplinari in cui sussistono esigenze di didattica e di ricerca che vanno dalle discipline umanistiche a quelle giuridiche, da quelle scientifiche a quelle mediche. Potranno partecipare al bando redatto e diffuso anche in lingua inglese sul sito del MIUR e su Euraccess della Commissione europea gli studiosi che abbiano un'elevata qualificazione scientifica e didattica acquisita attraverso esperienze maturate nell'ambito della comunità accademica nazionale e internazionale. La qualità del reclutamento è un punto cardine del programma di sviluppo del nostro Ateneo, sottolinea il rettore Nicola Leone. Assumere i più meritevoli rappresenta una leva di fondamentale importanza sulla quale agire per favorire l'innalzamento della qualità della ricerca e per migliorare le performance dell'Unical, fattori che porteranno benefici significativi all'intera comunità accademica. Ovviamente non era il servizio che vi avevo annunciato, abbiamo appena visto appunto il servizio realizzato da Francesco Straticò sulla call internazionale per nuovi docenti esterni all'Università della Calabria. Adesso invece vediamo il servizio relativo ai bronzi di Riace.
Erano 5 ed erano biondi, potrebbe apparire come l'inizio di una ballata dedicata ad eroi o miti della storia. Siamo in effetti nella storia, quella che richiama la mitologia greca, le esperienze belliche di guerrieri e i ragionamenti dei saggi. Erano 5 ed erano biondi, nel nostro caso tocca un argomento straordinariamente affascinante, quello dei bronzi di Riace. Uno studio durato anni, curato dal professor Daniele Castrizio, docente di numismatica greca e romana all'Ateneo di Messina, confermerebbe che i 2 bronzi ripescati nelle acque di Riace 48 anni fa facevano parte di un gruppo statuario, appunto 5 statue, secondo la tesi di Castrizio, che rappresentano il momento che precede il duello fra Eteocle e Polinice, fratelli di Antigone, che si sfidano per il trono di Tebbe. Castrizio, che tra l'altro è membro del Museo Archeologico di Reggio Calabria, collabora con i carabinieri per scoprire altri reperti che certamente o quasi certamente al largo di Riace ci sono. Lo studio di Castrizio, che sarà illustrato in modo completo a settembre, tocca punti nevralgici del dibattito sui bronzi. I punti essenziali, almeno per una cronaca immediata, sono questi. Il primo: erano 5 biondi, dopo il restauro a Roma sono diventati neri. Altri reperti, e il secondo punto, sono quasi certamente in fondo allo Ionio, ma non si esclude che proprio 48 anni fa potrebbero essere stati trafugati. Le statue sono del V secolo, sono state realizzate ad Argos nel Peloponneso, e qui il mistero: come finirono a Riace. E questa è solo una puntata di una lunga quanto affascinante telenovela. Lo spettacolo adesso con i Ditelo Voi ad Altomonte. Dall'anfiteatro di Altomonte i Ditelo Voi hanno riacceso i riflettori dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid-19 sulla 18ª edizione di Prima Fila, rassegna di teatro e musica di 900 teatri. Mi verrebbe subito da dire: posso entrare? Transit. Una serata all'insegna della risata che ha regalato momenti di puro divertimento, rispettando tutte le norme per contenere la diffusione del virus Covid-19. Stiamo osservando tutte quelle che sono le normative previste per la prevenzione del contagio del Covid, quindi grande professionalità che mostriamo in campo anche in questo settore. Insomma, organizziamo da oltre 20 anni, quindi siamo professionisti in questo ambito. Il trio comico napoletano, composto da Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi e Lello Ferrante, festeggia quest'anno 25 anni di brillante carriera e di amicizia. Senti, ma 25 anni che state insieme, è già difficile stare insieme 2 persone, 3 persone come fanno? Non lo so, però io adesso voglio un figlio. Me ne frega un cavolo. Infatti, me ne frega un cavolo. Non lo dico davanti a tutti, no. A me a questo punto, cioè, o tu mi dovete dare un figlio. Siamo andati anche a Barcellona per la fecondazione assistita. Sì, infatti l'abbiamo fatto davanti a tutti, ma non è successo niente. Ci assistiva. Ma chi va assisteva? No, ma assistita non al pubblico. Che fatica. Attraverso una serie di quadri comici hanno raccontato l'eterna giovinezza di 3 ultraquarantenni che ancora ridono di gusto, coinvolgendo il pubblico presente. Cosa porterete qui all'anfiteatro di Altomonte? Porteremo tanta allegria, tanta spensieratezza, e giocheremo anche con il pubblico per divertirci fino alla morte. I love you. Per Prima Fila, l'anfiteatro di Altomonte va ad aggiungersi agli altri palcoscenici che hanno visto la rassegna presente a Mormanno Castrovillari Rende. È stato un grande piacere, con grande onore ricevere questa rassegna che Benedetto ci ha proposto di fare le ultime 2 serate della rassegna di quest'anno qui ad Altomonte. Noi siamo stati ben lieti di dirgli di sì, e con questa rassegna abbiamo aperto le manifestazioni estive di Altomonte. Il 18 agosto, sempre dall'anfiteatro comunale di Altomonte, la rassegna Prima Fila si chiude con il duo comico Paolo Caiazzo e Federico Salvatore. E adesso la stagione teatrale della Locride.
Medea significa astuzia e Cristina Borgogni, nell'ambito della stagione teatrale della Locride, rappresenta la protagonista della tragedia di Euripide in modo impeccabile. L'attrice, che cura anche la regia dello spettacolo, propone una rappresentazione senza scenografia, forte però di una personale, straordinaria interpretazione. Medea vive nella Colchide, un territorio arido e arretrato, ma meta di molti tra coloro che cercano il vello d'oro capace di guarire ferite custodito da un feroce drago. Tra questi cercatori Giasone, del quale Medea si innamora follemente. Per aiutarlo non esiterà a tradire la sua famiglia ed uccidere il fratello Apsirto. Medea aiuterà Giasone anche contro lo zio di questi che, rifiutando di concedere il trono al nipote, si attira le ire di Medea fino a morire dopo un artifizio della donna. Medea si concede in tutto a Giasone, con lui si sposerà e andrà a vivere a Corinto, ma quando il re di questa città, Creonte, deciderà di dare in sposa la figlia Glauce proprio a Giasone, l'ira di Medea diventerà incontrollabile fino a nuove estreme tragedie. Borgogni è impeccabile, trascina e attira il pubblico come una calamita. Ottima l'interpretazione di Paolo Lorimar Giasone e di Domenico Pantano Creonte. Efficace il ruolo dei due attori che fanno da coro. Una bella serata di teatro nel Ferragosto di Locride. Adesso le ultime dalla borsa. Andamento contrastato sui mercati asiatici con il balzo delle azioni cinesi e la performance negativa della borsa giapponese. I listini cinesi sono stati sostenuti dai rialzi delle società di intermediazione immobiliare in scia alle attese che le riforme del mercato dei capitali possano aumentare i ricavi e dopo che la Banca Centrale ha iniettato nuovi fondi nel sistema finanziario del paese. La borsa giapponese ha invece registrato il peggior ribasso delle ultime 2 settimane e in particolare i dati hanno mostrato che la terza economia mondiale ha registrato una contrazione del 27,8% rispetto all'anno precedente, nei 3 mesi terminati a giugno, mentre su base trimestrale il calo è stato del 7,8%. Tornando ai listini asiatici, in Cina Shanghai avanza del 2,4%, Shenzhen dell'1,7%, Hong Kong sale dello 0,9%. In Giappone il Nikkei e il Topix hanno chiuso a meno 0,7%. Il tutto dopo il finale di settimana poco mosso a Wall Street, con il modesto guadagno del Dow Jones a più 0,1%, la chiusura flat dell'S&P 500 e la lieve discesa del Nasdaq a meno 0,3%. Grazie, al prossimo aggiornamento. E per il momento è tutto, grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento.